Minori vittime di violenze, famiglie disgregate, disagiate, ma anche famiglie nelle quali si consuma in silenzio la violenza domestica. Se ne è parlato durante un convegno al quale abbiamo partecipato all'Exme, il centro culturale e sociale voluto da Domus de Luna. Il seminario tenuto da Stefano Cirillo ha parlato proprio della violenza sui minori e dei possibili rimedi. Sentiamo lui, ma sentiamo anche Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna, è un avvocato che si occupa proprio di difendere famiglie e minori dalla violenza. Io mi rendo conto, facendo questa scuola di psicoterapia a Milano, che molti nostri allievi vanno a lavorare nella tutela e gli operatori con una formazione sistemica vanno spessissimo a lavorare nella tutela perché sono abituati a lavorare con la gente che non vuole essere aiutata. Se io lavoro con una ragazza bulimica, la ragazza mi può dire: ma io non vomito da 3 mesi, e la mamma dice: ma veramente ieri, Cristina, ho trovato una borsa di vomito sotto il tuo letto. E lavoro con Cristina col materiale che mi dà sua mamma, perché la sua mamma che è motivata, non Cristina. E così non posso lavorare con questi qui dicendo: lavoriamo con quello che mi portate voi. Devo lavorare con quello che mi portano gli altri, per cercare di farli riflettere sul proprio comportamento e vedere come il loro comportamento possa cambiare. Ecco, questo che ho presentato è un po' il senso del mio lavoro. Come vedete non ha il carattere di una panacea. Se qualcuno di voi avrà voglia di leggere questo libro Cattivi genitori, troverà in fondo una serie di dati. Questi dati non mostrano che utilizzando questo modello i cattivi genitori diventano tutti dei buoni genitori. Assolutamente no. Noi abbiamo formulato una prognosi positiva sulla trattabilità del genitore da 1/3 alla metà dei casi. Per gli altri abbiamo pronunciato una prognosi negativa che suggerisce al Tribunale l'opportunità di valutare la possibilità di una decadenza della potestà e quindi di un progetto di una famiglia sostitutiva di tipo adottivo se il bambino non è troppo grande. Che cosa vorrebbe però mostrare questo schema? Che la prognosi comprende noi stessi, cioè la prognosi non è sulla famiglia, è sulla relazione tra noi e la famiglia. Io dico sempre, che prognosi ha la polmonite? Dipende. Se un medico ha un paziente con la polmonite che abita in una tenda in un paese in un conflitto di guerra e il medico in tasca c'ha soltanto le vitamine, la polmonite probabilmente è una malattia mortale. Se il medico ha in cura un paziente che è ricoverato qui in un vostro buon ospedale e il medico ha gli antibiotici, probabilmente la polmonite è una malattia che si cura in 1 settimana. Quindi ricordiamoci questo, no? Il senso della nostra necessità di lavorare con una buona formazione, con una buona equipe, in condizioni di lavoro favorevoli è proprio questo. Solo in questo caso le prognosi potranno essere più spesso positive. Grazie. Abbiamo appena sentito le parole del professor Stefano Cirillo, psicoterapeuta, con noi Ugo Bressanello, presidente e fondatore delle comunità Domus de Luna. È davvero così diffusa la violenza sui minori, anche se è velata? Ecco, chiariamo subito un concetto. Sicuramente sono molto di più di quanto non immaginiamo. C'è da dire che noi qui cerchiamo di fare informazione, cerchiamo di parlare di temi che suscitano un po', no? la riprovazione sociale. Però mi rifaccio a quello che poi Cirillo diceva anche oggi in conferenza. Forse questo genere di trascuratezze, di maltrattamenti, se non ci fosse questa irritazione sociale magari
riusciremo a discuterli meglio, a confrontarci, senza immaginare che ci sono i cattivi genitori, quelli neri, no? E li mettiamo lì nell'angolino e poi invece noi siamo quelli bianchi, buoni, bravi e belli. Forse fa parte proprio di questa civiltà, di questa cultura un po' esageratamente attenta a anche comportamenti minimi che poi fanno sì che la negazione diventi così grande e quindi probabilmente il danno maggiore. Ecco, infatti forse ci sono molte famiglie che non appaiono, no? Con evidenza, con comportamenti violenti, eppure magari si consumano nel silenzio generale questi comportamenti. Probabilmente bisogna pensare a due assi, a due variabili, a due grandezze su cui forse vale la pena di fare un ragionamento e su cui confrontarsi quando sia il caso almeno di parlare di queste cose e di interessare il Tribunale per i minorenni. E ne parlavamo anche oggi e c'è da una parte la gravità, è ovvio che se la cosa è particolarmente grave va segnalata e va protetto immediatamente il bambino. Dall'altra parte c'è un discorso che invece riguarda il tema che affrontavamo con la prima domanda, quello della negazione. Anche una cosa piccola che però viene negata completamente, magari a dietro dell'altro. Quindi c'è un tema anche di consapevolezza, di riconoscimento di quello che uno sta facendo, che magari non è fatto bene, però nel momento in cui uno ne è consapevole, è in grado di parlarne e riesce magari a farsi aiutare, può portare a dell'altro in positivo. Ecco, questa è una società un po' individualista, la nostra, quindi è venuto meno quell'aiuto sociale che prima magari aiutava i genitori a crescere i figli, ad educare i figli. Prima i figli erano della comunità, adesso sono solo dei genitori. È vero, è più difficile, sicuramente è più difficile nei momenti in cui c'è qualcosa che fa esplodere, no? L'equilibrio, la serenità del nucleo familiare. Se il nucleo è fatto da 2 o 3 persone, no? È più difficile trovare appoggio e sostegno. È altrettanto vero che insomma a noi spesso ci viene, no, da pensare, da rimpiangere i tempi che furono. Se guardiamo poi ai numeri, no, guardiamo un po' in prospettiva, si moriva molto di più, si moriva più giovani. Non è detto che non ci fossero altrettanti maltrattamenti e abusi di quanti non ce ne siano oggi, magari se ne parlava anche meno, per cui io non sono per la Marcord da questo punto di vista, però sono per la consapevolezza che le famiglie oggi hanno bisogno di un sostegno che venga al di fuori della famiglia, perché in 2 o in 3 è difficile sostenersi da soli. Soprattutto quando ci sono problemi economici che aggravano tutto. A maggior ragione, anche se insisto su questo fatto, spesso i problemi economici sono l'effetto, non sono la causa. Ci tengo sempre a sottolinearlo perché in molte televisioni, in molti giornali viene fuori con frequenza il tema delle famiglie che andrebbero aiutate economicamente anziché togliergli i bambini, no? Invece non è vero, cioè, lo dice proprio la legge nazionale e qui in Sardegna è prassi di tutti i tribunali. Il minore non viene allontanato per problemi economici. Se un minore viene allontanato dalla famiglia, i problemi sono altri. Poi se uno sta male perché ha i suoi problemi importanti e gravi, penso a una dipendenza, penso a un problema psichiatrico, penso a una fragilità diversa, che tutto questo, che quindi una causa più rilevante, possa portare anche a carenze dal punto di vista economico, ci sta, insomma, lo sappiamo, è cosa comune. Ecco, allora se vogliamo saperne di più, frequentiamo anche la comunità Domus de Luna, l'Exme, dove ci sono dei ragazzi. Perché in comunità non li facciamo entrare, no? No, vero, vietato l'ingresso. In comunità protetta. Assolutamente sono case protette, dove non sono case chiuse, però insomma sono case dove si deve entrare con una
relazione che abbia significato per i bambini che ci sono dentro, per le mamme che ci sono dentro. Qua l'Exme invece la porta è aperta, quindi sono tutti invitati a venire, a discutere, a parlare, a giocare a biliardino con i ragazzi piuttosto che a farsi A guardare questi bellissimi murales e a seguire dei seminari che ci saranno per tutto il periodo fino a febbraio. Fino a febbraio li abbiamo programmati, ma in realtà l'intenzione è quella di non smettere mai, per cui andremo Perché informare è informarsi. Sì. Quindi Meglio. Noi stiamo facendo un lavoro molto egoistico, perché comunque impariamo noi, cresciamo, ci confrontiamo con i migliori e quindi dai migliori cerchiamo di prendere. Però nello stesso tempo è aperto, è pubblico, è gratuito, quindi è a disposizione di tutti quanti quelli che vogliono condividere con noi questo piccolo egoismo. Valeria Aresti è un avvocato, segue spesso le problematiche familiari proprio da avvocato difensore delle famiglie, insomma nell'uno e nell'altro caso a seconda delle tipologie. Ecco, lei che cosa ne ha tratto da questo intervento? Ecco, qual è il suo pensiero? Questo intervento è stato particolarmente interessante sotto un profilo, quello della sensibilizzazione alla conoscenza degli strumenti di tutela per un efficace intervento in tema di tutela del minore, perché nella pratica constatiamo spesso che certe situazioni di abuso, di maltrattamento possono essere preventivamente affrontate se c'è un'adeguata preparazione di tutti gli operatori del settore. Certo, a volte l'intervento diciamo così istituzionale viene visto con timore, si ha paura di chiedere un intervento perché magari si pensa che ci siano degli interventi drastici che vengono portati via i figli, ma non è così. Assolutamente no, perché togliere un bambino alla famiglia è l'estrema ratio del sistema. Non si toglie mai nessun bambino alla famiglia se non in situazioni assolutamente di inadeguatezza conclamata. Quindi l'intervento che viene fatto dal Tribunale dei minori, così come da tutti gli operatori del settore, ivi compresi gli assistenti sociali, è un intervento di sostegno alla famiglia per superare una situazione di disagio familiare che può essere tranquillamente superata. Ecco, quante secondo lei situazioni di disagio ci sono, a prescindere dalle problematiche economiche oggi? Ce ne sono tante, perché oggi la società, come diceva il professore poco fa, chiede una determinata prestazione ai genitori, quindi il genitore si vergogna di manifestare la propria inadeguatezza e si ha paura di mostrarsi alla società in modo debole perché la società è molto pretenziosa.